Cosa è Ma è successo? l'ennesima visita dei ladri purtroppo, è la terza volta in pochi mesi che mi vengono a far visita, questa volta hanno danneggiato il portone d'ingresso posteriore e come si vede sono entrati, hanno rotto due quadri che contenevano delle medagliette d'oro di una vittoria di un cane che era andato a fare una gara, insomma, di cani da caccia, e hanno portato via un paio di orologi, un po' di contanti, hanno rovistato un po' in tutte le camere, hanno lasciato le luci accese, sporcato un po' di fango dappertutto perché comunque sono entrati Come l'altra da volta. dietro, come l'altra volta, e poi sono arrivato a casa, quindi il furto è venuto dalle 5 alle 18.45 perché sono partito da casa alle 5 del pomeriggio e sono entrato proprio alle 18.45. Questo è il racconto ancora a botta calda ieri sera nella casa a ridosso del Piave a Negrisia. 3 volte in pochi mesi, tanto da pensare ad una banda che ha preso letteralmente di mira l'abitazione dell'uomo politico, che ancora colpito dall'accaduto ci mostra le stanze dove poco più di un'ora prima sono passati i ladri. È un furto controllato, lei è controllato. Ma un po' diciamo che sono un po' sfortunato ultimamente perché un furto l'ho avuto ancora nel 2014 a dicembre, l'altro adesso quello che hanno sparato a marzo, poi non mi ricordo neanche più la data, e questo qua adesso, oggi non me lo aspettavo proprio. Una banda organizzata e quasi sicuramente appostata che ha atteso la breve uscita della vittima per forzare e sottrarre denaro e oggetti facilmente smerciabili. Quindi un furto alla persona e non su commissione, considerando la collezione storica custodita in alcune stanze. Pensavo che la situazione migliorasse, ma in realtà vanno a rubare, vedo anche di giorno, in qualsiasi ora del giorno è buona, insomma. Intanto nessuno dei familiari di Lorenzon vuole più dormire da solo dentro questa casa e lo stesso assessore sta seriamente pensando di traslocare. Mi verrebbe la voglia di cambiare abitazione, dispiace perché ti senti un po' demoralizzato, insomma, così che vengono la terza volta, insomma, terza volta in pochi mesi, non è che sia poco, insomma.